Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Turno numero 38 del campionato italiano di Serie B-Win al Castellani di Empoli. È tempo della delicata sfida salvezza tra Empoli e Gubbio. Sono solo 4 i punti di distanza tra le due compagini, Empoli 35 in zona play-out e Gubbio 31 penultimo davanti solo all'Albino Leffe, ed ecco che allora vincere è obbligatorio per entrambi. Dirige l'incontro il signor Velotto di Grosseto. Il Gubbio parte meglio e dal primo affondo è subito in vantaggio. Azione che si sviluppa sulla sinistra con Mario Rui che crossa al centro, la deviazione della difesa, poi arriva Guzman che con il sinistro infila l'angolino basso alla sinistra di Dossena ed è 1-0 Gubbio. Rivediamo la bella conclusione del trequartista di Apolloni con la preoccupazione del tecnico empolese. Poche emozioni, ospiti vicino al raddoppio al 18esimo con l'azione di Almici, la sponda in mezzo di Ciofani, il tiro di Graffiedi, respinge Dossena, poi ancora la conclusione questa volta di Lunardini, pallone contratto, blocca l'estremo empolese. Intorno alla mezz'ora Dossena, protagonista in negativo ma molto fortunato, esce male, sfugge il pallone che finisce sul palo. Qualche secondo più tardi, tiro da fuori, effetto saponetta e pallone che una volta sfuggito dalle mani dell'estremo empolese finisce sul palo, si salva in stile Pagliuca. Poco dopo si vedono i padroni di casa con Lazzari che ci prova il pallone per Maccarone che mette al centro, si rifugia in angolo la difesa del Gubbio. E ancora Empoli con Moro poco più tardi che calcia da fuori con il destro che si stampa sulla traversa, poi pallone bloccato da Donnarumma e Aietti che chiede ai suoi di non arrendersi. In chiusura di tempo Tavano, triangolo con Lazzari solo davanti a Donnarumma, inspiegabilmente non calcia, ritarda il tiro, arriva Caracciolo che gli mette il pallone in corner. Ultima emozione con Maccarone e la punizione dal limite, la respinta del portiere, ancora Tavano che calcia incredibilmente alto, inusuali errori per uno come lui nel primo tempo che si conclude con il Gubbio avanti per 1-0. Si riparte con gli stessi uomini nella ripresa ed Empoli subito vicinissimo al gol con Moro che dai 30 metri fa partire un gran sinistro che finisce però di poco sopra alla traversa. Ospiti che non stanno a guardare, anzi al 55esimo sfiorano il raddoppio con Graffiedi che si gira il pallone dal limite con il destro, ma stavolta Dossena è bravo a mandare in calcio d'angolo. Al 60esimo arriva però il pari e Moro a recuperare un pallone nella tre quarti avversaria, lo mette al centro per Maccarone che tocca di testa e batte Donnarumma 1-1. Gran cross e grandissimo stacco quello dell'ex attaccante del Middlesbrough, ottavo centro in questo campionato. Passano 10 minuti, i padroni di casa si ripetono, Boucher prova la conclusione dalla distanza, respinge Donnarumma dove c'è Tavano che questa volta non sbaglia e porta in vantaggio i suoi, si fa perdonare l'attaccante napoletano dopo i 2 errori del primo tempo, fa 2-1 e sono 15 i centri stagionali. L'ultima emozione dell'incontro è creata da Lofquist, appena entrato che calcia dal limite, palla che scheggia pericolosamente la traversa con il Gubbio che non riesce successivamente più ad impensierire la retroguardia toscana ed Empoli che porta a casa in rimonta 3 punti chiave nella lotta alla salvezza. Gubbio che con questa sconfitta invece sarà chiamato ad un vero e proprio miracolo per evitare la Lega Pro.